Eder. Mac. Pallister. Buonasera, Eder. Eccomi, con una notizia bomba. La stessa ancora deve uscire e neppure in TV ne hanno parlato. Anticipiamo tutti come sempre sul caso Liliana. Come da titolo ci sono delle conferme sul litigio avvenuto con il terzo soggetto, per motivi economici. Ormai il dato è certo e riguarda l'orario compreso tra le 9 e le 9:17. Ricordate che alle 8:30 Sebastiano ha in auto uno sconosciuto e che ha finito il giro, mentre alle 9 il suo telefono sarà spento, senza che si sappia dove lui sia, ma nemmeno del terzo si saprà più nulla. Ebbene, noi siamo a conoscenza di una cosa pazzesca, ovvero che il terzo ha intercettato Lily risalendo là, via Giulia, nel mentre che Lily di senso opposto era arrivata sulla San Cilino. A questo punto chiederete come fa a sapere il terzo che Lily sia uscita dopo le 8:22, quindi che andrà sulla San Cilino come direzione? Eccovi la risposta, ed è sensazionale come prova definitiva sul caso. Importantissima deduzione che fa testo a indizio decisivo finale. Allora risulta alle 8:22 la chiamata di Lily a Claudio attraverso modalità VoIP con uso non di rete. Significa Lily riferisce dove va di fretta e la direzione. Noi crediamo che sia stata ascoltata la conversazione dal terzo, con strumentazione non telefonica. Da qui noi sappiamo che Lily, uscendo dopo le 8:22, impiega lo stesso tempo che il terzo impiega nel senso di marcia opposto per incontrarla sulla San Cilino. In questo modo la intercetta. A riguardo, il terzo può aver preso un altro mezzo dopo aver lasciato Sebastiano dopo le 8:30, aver incontrato Lily e avviato il litigio nell'assenza di vista di alcuno. Il litigio, come detto, è a sfondo economico, con un'aggressione finita molto male, come già detto. Da lì alle ore 10, con Lily morta, inizia lo staging. Ricordiamo a riguardo che proprio dopo le 10:30 Sebastiano torna a casa. Non lo dirà più nei successivi tempi, e ciò significa nascondere qualcosa. Come nasconde con chi era in auto, oltre che la storia finita con Lily? Noi non accusiamo Sebastiano, sia chiaro, ma abbiamo le prove che mente su molte cose. Se menti, allora proteggi qualcosa o qualcuno, ci tieni più di Lily. Questa matematica, signori, non si scappa? Mi sembra, no? Hai detto? È stato un incidente. Non dici sul terzo in auto. Non dici che torni alle 10:30 a casa. E poi lo neghi. Non dici molte cose importanti. Ti dichiari affranto e pochi giorni dopo la morte brindi con il calice al vento. Oggi poi fai lo smemorato anziano in TV. Credi mai che la gente non abbia capito? Invece noi lo diciamo chiaramente e attendiamo la perizia della Cattaneo entro il 13 febbraio prossimo. E da lì si svolta. Ricordate che c'è un super testimone oculare adesso. A presto! Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.